quando Leonardi, interessato nell'affare, si rivolse a me e quindi conobbi anche il dottore Blancato. Cioè Leonardi svolgeva le funzioni di ragioniere, mi pare che... Come lo conosceva il Presidente, sì. Il ragioniere Leonardi è da parecchi anni il capo dell'ufficio del personale del gruppo Costanzo. Io per questo motivo lo conoscevo e lo frequentavo. E quindi lei ha conosciuto Blancato tramite... Presentato da Leonardi. Vabbè, non ci sono altre domande. Può andare, avvocato, grazie. Sì. Buongiorno. Presidente, Prossimo testo. dovrebbe essere, perché io sono stato qua con voi, quindi dovrebbe essere arrivato un tale Zito. Se non è arrivato, sta per arrivare. Io vorrei sapere Papa Pietro, Puglisi Francesco, Laspina, Tricomi, Bruno, Cappello, Giangrefo, Andolfo, Vitale, Azzarello e Nicastro da chi sono stati citati. Da me, Presidente, sono qua. Non lo vedevo più, dico. E hanno iniziato i colleghi, Presidente. Io so Allora, sì. Non lo so. Vediamo se c'è Zito, se no cominciamo con Papa Pietro, che è qui da stamattina alle 9. Signor Presidente, mi scusi, se però non le spiace, volevo indicare, mi permettevo di indicare io l'ordine alla Corte, se è possibile. Naturalmente, Grazie. è sua facoltà. Quale perizia? Sì, noi la dobbiamo leggere prima di interloquire, per questo. Sì. La linea, guarda, devo dire. Sì. La linea, per favore, all'ultima cella a sinistra. Signor? Senta, sono rappresentato Giovanni, sono. No, non ho capito il suo nome. Rapisardo Giovanni. 4 giorni fa ho fatto un'istanza di permesso che è morto mio suocero. A lei. Per? Che è morto mio suocero. È stata provveduta. Ah? È stata provveduta. Ma qui non è arrivato niente. L'esecuzione presuppone un visto del pubblico ministero e poi si deve attivare anche l'amministrazione del Sì, carcere. ma il fatto poi se lo mettono nella tomba, poi come lo posso vedere poi? No, non ho sentito quest'ultima sua richiesta. Se lo metto nella tomba, come lo vedo poi per l'ultima volta? No, è una visita, è autorizzata, sì. Una visita ai parenti. Il suocero ormai è sottoterra. Quindi è stata autorizzata una visita ai parenti, cioè c'era la suocera, i suoi suoceri, sì. I cognati. Sì. Questo è stato. Va bene, la ringrazio. Allora, il signor, chi è il signor Zito? No, è il signor Papa, avvocato Passarello. No, un momentino. Se, va bene per lei, avvocato? Cominciamo e poi di seguito ci dirà lei, si accomodi signor Papa, e legga la dichiarazione che è scritta su quel foglio. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia disposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Qualità complete le vuole dire per il verbale, nome, cognome, luogo, data di nascita, eccetera. Papa Pietro, nato a Catania il 12 giugno 1942. Dove risiede? Catania, via Francesco Fusco 19. Avvocato Passarello può procedere. Sì, grazie Presidente. Ragionier Papa, lei che attività svolge? Attualmente sono dipendente della Gala Italia. E prima di essere dipendente della Gala Italia? Ero dipendente della ditta Mensa. Della ditta Mensa? Mensa per 2 anni. Non ha svolto attività lavorativa presso i supermercati 3A? Precedentemente, dal 1989 al 1993. Che mansioni aveva? Direttore commerciale dell'azienda.
Senta, lei conosce la ditta Matura? Sì, Era una ditta che forniva i supermercati 3A? sì, Rispetto alla media del settore, il prodotto Matura, secondo quelle che sono le sue conoscenze tecniche, come si poteva classificare? Nella media, superiore, inferiore? nella media superiore per i prodotti locali, nella media inferiore per i prodotti nazionali. Ho capito. E quali sarebbero, mi scusi, quindi i prodotti Nazionali Sì. erano Locatelli, Galbani, Parmalat, eccetera. Locali significa Gala, Zappalà, eccetera. Quindi rispetto ai locali era nella media superiore il prodotto, invece rispetto ai nazionali si poteva classificare mediamente inferiore. Senta, che connotazioni aveva questa azienda, sempre per quelle che sono state le sue esperienze e i suoi contatti? Cioè un'azienda seria, un'azienda affidabile, ha avuto dei problemi per quello che lei riguarda, per quello che lei sa? Per quanto riguarda i miei rapporti con l'azienda Matura, io facevo un contratto annuale dove si mettevano, come le altre aziende, determinate clausole e che venivano rispettate durante l'anno, sempre che l'azienda girava il prodotto, acquistava i prodotti e manteneva un certo fatturato. Senta, lei ricorda se contattò lei personalmente la ditta Matura allorché la stessa divenne fornitrice della 3A? No, io questo non mi ricordo. Sicuramente io l'ho trovata però inserita nei supermercati 3A all'atto che io cominciai a lavorare come 3A nel 1989. Era già inserita nei supermercati 3A nell'89. Però da premettere che nel 1989 i supermercati 3A avevano un fatturato minimo, cioè di circa 20 miliardi. Sì. Successivamente poi l'azienda è cresciuta fino al 1992 quando fatturò per il 1992 circa 90 miliardi. Ho capito. Senta, i supermercati 3A che diffusività avevano dal punto di vista geografico? Dal punto di vista geografico era a Catania a Catania e in Sicilia. A Catania e soprattutto, mi scusi, nella Sicilia orientale mi interessa. Esatto, a Catania e nella Sicilia orientale proprio, e precisamente a Messina, Milazzo e basta, e poi Bronte, Scordia e poi tutti gli altri supermercati a Catania. Senta, lei ricorda se nell'ambito dei supermercati nei quali lei svolgeva appunto quelle funzioni dirigenziali di cui si parlava, l'azienda Matura ha fatto mai vendite promozionali cosiddette 3x2? Sì, e si stabilivano all'inizio dell'anno mediante un calendario e venivano effettuate nei termini, nelle date e nelle condizioni già prestabilite e pattuite con me, tramite un buyer, un compratore che svolgeva le mansioni di far rispettare i contratti. Sì, senta, può spiegare in che cosa consiste questa formula del 3x2, cioè si traduce in uno sconto del 33% sull'acquisto che viene dato poi successivamente al consumatore nella stessa base. Cioè, mi scusi, è uno sconto che il fornitore fa? Sì, al compratore quindi del 33%. Sì, dico, quindi subendo in buona sostanza un decremento economico. Sicuramente è un dato che a me non mi è dato da sapere, perché a me come direttore commerciale interessava soprattutto che
fare gli interessi della mia azienda e successivamente gli interessi del consumatore. All'interno dei supermercati 3A lei ricorda se la Matura promosse parecchie volte questo tipo di iniziative? Sì, Sì. sicuramente. Ecco, e iniziative di tipo pubblicitario come per esempio assaggi, omaggio, sì, quelle si eccetera? fanno, promozioni, Promozioni. mediante merchandising, Come? promozioni, Sì. attraverso stendista, una signorina che faceva fare delle degustazioni alle persone che venivano nel supermercato e assaggiavano i prodotti. Ho capito. Senta, nell'ambito di questi contratti che si facevano annualmente, lei ricorda se le aziende e specificamente la Matura dovevano pagare un premio cosiddetto di percentuale sul fatturato? Sì, alla fine dell'anno secondo il contratto. Ho capito. Senta, e la Matura sfuggiva a questa diciamo così, prassi commerciale? Mai, perché l'azienda tratteneva direttamente alla fine dell'anno la fattura promozionale che l'azienda stessa, i supermercati 3A, facevano all'azienda Matura e poi trattenevano per l'importo totale sulle fatture da pagare. Senta, lei ricorda se per la Matura questa percentuale era del 2%? Io non lo ricordo di preciso, però si dovrebbe girare tra il 2 e il 3%. Tra il 2 e il 3%. Sicuro. Senta, la Matura era esclusivista di prodotti caseari nell'ambito dei supermercati 3A? No. No. No, perché avevamo le latterie riunite di Ragusa, la Gala Italia di Catania e altre società materialmente che erano dei piccoli padroncini, dei piccoli produttori di prodotti caseari. Esempio, persone che vendevano prodotti caseari di montagna, di Casalforesta, il cosiddetto casale, oppure la ricotta salata, oppure il pecorino vecchio, oppure il pecorino fresco, oppure la ricotta, che pur trattandosi di prodotti caseari non erano serviti dalla Matura ma erano serviti da altri fornitori. Senta, per quella che sono le sue conoscenze di tecnico del settore, le grandi catene di distribuzione alimentari, grandi supermercati, hanno esclusivisti di prodotti di questo tipo? Possono averli. La mia politica commerciale non era dell'avviso, perché io non posso dare l'esclusività a un'azienda solamente, anche perché non sono padrone a casa mia. Questo è il mio concetto. Altre aziende lo possono anche fare. Grazie, io ho finito, Presidente. Pubblico Ministero. Mi scusi, vuole ripetere cortesemente i rapporti con la Matura, da che periodo a che periodo li ha avuti? Esattamente, per quanto riguarda la mia persona, Sì. da quando sono entrato nel gruppo, significa maggio 1989 al maggio 1993, giorno in cui io sono andato via dall'azienda. E la Matura dove aveva sede? All'inizio aveva sede ad Aci Castello, poi alla fine, cioè dopo diversi anni, aveva ubicazione verso Misterbianco, sopra Misterbianco, verso Montana Sant'Anastasia. Mi scusi, ad Aci Castello ricorda la via? No, No. a Aci Castello non ricordo la via perché non era mio interesse saperlo. No, glielo chiedevo no, così. No, Ma poi invece dove si trasferì? verso Monta Sant'Anastasia. Ma con la stessa denominazione o cambiò? No, prima era Matura, poi è diventata Amalia. Ecco, ricorda il periodo in cui divenne Amalia? No. No. E ricorda se nel periodo in cui lei ha avuto contatti con la Matura
a Racicastello, diciamo, se la matura sia stata chiusa per qualche provvedimento dell'autorità sanitaria? A me non mi risulta, perché io venivo sempre fornito di merce e comunque siccome era all'inizio della mia attività, cioè del rapporto con la matura e del minor fatturato della mia azienda, pertanto io venivo servito regolarmente perché non consumavamo molto, perché il fatturato era limitato. Non ho capito, questo lo sta dicendo perché? Perché se materialmente, quando io fatturavo molto di più, se loro interrompevano la produzione, sicuramente si sarebbe per il potere, per la merce che mi mandava, sarebbe mancata. E invece? Invece non mi è stata mai presa, non è mancata mai. Vabbè, grazie. Posso, Presidente, mi scusi, solo un paio di domande ancora. Ragionier Papa, se mal non ho compreso, il contratto con i clienti e quindi fra questi anche con la matura, l'accordo con i clienti veniva per così dire ricontrattato ogni anno, sì. All'inizio non so in quale periodo dell'anno, all'inizio dell'anno. L'inizio era verso il mese di gennaio-febbraio, sì. Che è il momento in cui io incominciavo a fare i contratti con tutte le aziende. Sente, lei con chi trattava per la matura e poi per la Malia? Io trattavo per quanto riguarda i rapporti di contratto una volta l'anno, sì, col signor Tuccio, sì. Successivamente per quanto riguarda la formalizzazione delle offerte con i responsabili vendite del signor Andolfo. Senta, Ragionier Papa, dico, nel corso di questi contatti di natura commerciale con il signor Tuccio, lei ha ricevuto mai minacce o imposizioni dallo stesso? Mai nessuna, no, per il condominio no, anche perché io ero un reperto pulito e pertanto non c'erano motivi di nessun tipo, di nessun genere. Il rapporto commerciale si è sempre svolto in via assolutamente lineare? Per quanto riguarda la mia persona sicuramente sì. E paritaria tra tra le due parti, ecco. Sicuro, cioè per quello che io chiedevo, per quello che io ottenevo e volevo ottenere da parte dell'azienda, perché questi stessi contratti me li facevano anche altri fornitori. Senta, lei ricorda se quando la ditta, cambiando denominazione, si chiamò Amalia, la produzione della stessa aumentò? Devo aumentare per forza, come dicevo poco fa, perché la mia azienda è cresciuta enormemente nel giro di 4 anni e pertanto il fatturato nostro con la matura è aumentato di anno in anno, sicuramente fino ad arrivare nell'ultimo anno, io ricordo, 550 milioni. Capito, grazie, non ho altro, Presidente. Sì, Presidente, soltanto una domanda in relazione un po' alle risposte. Volevo sapere, lei ha detto non ho subito minacce e comunque non sarei stata la persona. Chi è la proprietà della 3A, cioè che forma sociale è e chi sono i... Perché la società 3A è fallita, era una società per azioni e di cui materialmente l'amministratore delegato era il signor Leonardi Giuseppe e poi per quanto riguarda il gruppo apparteneva al gruppo Costanzo. Grazie. Prego. Può andare, Ragioniere, grazie. A presto, avvocato, vado passare. Signor Presidente, mi scusi, anzitutto io formalizzo la rinuncia alla posizione numero 6 della lista, dottor Renato Tita. Così. Dottor? Renato Tita. Tita? Tita. Allora, se è presente non c'è, Presidente, proprio per motivi di salute, comunque intanto formalizzo questa rinuncia. Presidente, mi informa l'avvocato, solo testo e ci spiegherà 2 minuti, quello che mancava poco. Con il consenso se dell'avvocato. d'accordo, se siete d'accordo anche voi, così io mi allontano. Introduciamo il testo dell'avvocato Vico. Zitto. Scusi, un'informazione.
un'informazione. La cancelleria aveva preso cura di citare, credo, il dottore Speranza. Per venerdì mattina. Ecco, quando è prevista l'audizione? Venerdì mattina. Va bene, grazie. Santa Paola Salvatore. Sì. Chiediamo un tempo per l'esame. Per specie, se facciamo se ritieni leggi e se ritieni firma. Sì. Non so per Nino come si pone la cosa. Se ritieni firma. Presidente, per quanto riguarda la posizione stralciata Santa Paola Salvatore, la Corte poc'anzi è stata così cortese da fornire sia a me che al PM copia della perizia depositata dal colonnello Franco. E credo che le parti sono d'accordo per chiedere un termine per l'esame di questa perizia e poi fare le nostre richieste in merito. Se lo possiamo fare ora? Prima che lei si allontani. Sì, grazie. Vuole leggere la forma del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Le sue generalità, per favore. Zito Francesco, nato a Catania il 28/5/56. Dove risiede, signor Zito? Mascalucia, Via Giovanni Verga 3. Ascolti le domande dell'avvocato Libera alla sua sinistra. Qua. Signor Zito, lei di che cosa si occupa? Di caffè. Di caffè. In che senso? Commercio caffè. Commercia caffè. Da quanto tempo? Da una quindicina d'anni più o meno. Dove lavora attualmente? Abbiamo un'azienda, io e mia moglie, conduzione familiare. Lei ha mai lavorato presso la Supermiscela Lorè? Sì. Quando ha iniziato a lavorarci? Nell'86 Fino al? fino al 89, mi pare ottobre. E si occupava di che cosa si occupava? Io ero l'ispettore commerciale. Quindi della vendita? Sì. Sa dire qualcosa circa in questi anni, 86 ha detto 89? 86-89. Sa dire qualcosa in merito all'incremento di fatturato, l'incremento di acquisizione della clientela? Sì, io posso dire che quando arrivai alla Supermiscela Lorè avevamo pochissimi clienti. Dato che io venivo da un'altra azienda di caffè, il quale era la Taormina, Supermiscela Taormina. Supermiscela Taormina, e qui ci avevo lavorato parecchi anni e quindi avevo la simpatia, conoscevo dei clienti e conoscevo parecchi i clienti della Sicilia orientale. Per cui quando io mi trasferii alla Supermiscela Lorè, o per simpatia, perché i clienti ormai risalta, io facevo il rappresentante lì, il consegnatario, quindi c'era una certa amicizia e quindi parecchi clienti sono venuti con me alla Supermiscela Lorè. Quindi in altri termini lei portò con sé un portafoglio di clienti? Un portafoglio di clienti, sì. E li travasò nella Supermiscela Lorè? Esatto. Saprebbe quantificare in termini di fatturato questa operazione, cosa ha comportato? Posso quantificare perché noi andiamo a chili, a numeri. Non posso dire il fatturato, ma presumo che sia stato 700-800 milioni annui, di allora ovviamente. Senta, fu dopo la sua lei ha detto nell'86 fu assunto? 86. Sì. In che periodo vi fu poi un altro parlo di incremento di assunzioni di collaboratori? Quando venne assunto lei era piccola l'azienda, no? Certamente, sì. E quanti dipendenti c'erano su per giù? Mi pare 2. Quindi era proprio una cosa minuscola. Piccolissima. Nell'86 entrò lei? Sì, e dopo un anno, mi pare circa un anno, incominciamo a far entrare altri agenti perché ne avevamo di bisogno. Ma quindi ci furono questi due fattori, l'ingresso suo, sì, l'intervento di questo portafoglio di clienti e dopo un anno intervento? Circa un anno, sì. Circa un anno. Però gradatamente ovviamente, prima uno poi un altro. Certo. Senta, a parte l'ingresso suo, sì, e quindi della sua professionalità, della sua conoscenza del settore,
dei clienti che ha portato con sé, a parte l'assunzione di altri dipendenti, saprebbe dire quale è stato il motivo del successo della Supermiscela Lorè nel mercato? Ma io presumo che sia stata una serietà professionale, il prodotto... Ecco, cosa mi sa dire sul prodotto, visto che lei è proprio del settore da 15 anni? Io sono da 15 anni, ma ancora prima facevo il barman, per cui... Quindi è poi una vita... Da bambino. Niente, il prodotto era ottimo. Era? Ottimo. Era ora pure? Sì. Per curiosità mia, dipende dal torrefattore, dalla capacità di miscelare i prodotti, oppure dal prodotto? Dipende dalla capacità dell'imprenditore, in questo caso, a comprare le miscele buone, poi dipende anche dalla tostatura e quindi dal torrefattore, e poi dalle miscelature. E da quanto tempo lei conosce il Cavaliere Lorè, Filippo Lorè? Ma io lo conosco da ragazzino, così, e poi ci incontrammo dopo parecchi anni. Ci incontravamo nelle battaglie che si incontrano durante la giornata di lavoro e c'era una simpatia reciproca, sapeva che io ero un grande lavoratore e dopo tanto tempo, dopo qualche anno che ci incontravamo al bar, magari in qualche zona che facevamo insieme, cioè noi insieme, lui con la sua ditta e io con la mia, nelle stesse zone, e ci prendevamo qualche caffè al bar dove ci incontravamo, cioè non c'era tu sei un concorrente mio eccetera, anche perché mi conosceva da ragazzino, e quindi dopo vari tentativi del Cavaliere Lorè che mi invitava dalla sua Supermiscela Lorè, io accettai. Lei ha detto che il Cavaliere Lorè lo sapeva per gran lavoratore, no? L'ha detto lei poc'anzi. E lei come lo definirebbe il Cavaliere Lorè? Uno che ha sempre lavorato. Un'altra domanda, Presidente. Che io sappia. Il Ministero domande? Sì, signor Zito. Scusi. Prego. Una domanda. Lei o sua moglie avete rapporti di parentela o affinità con i signori Lorè? No. È semplice omonimia con la signora. Come, scusi? È semplice omonimia con la signora Zito, il quale sarebbe la moglie del Salvo Lorè. La signora Zito è la moglie del Salvo Lorè. Mentre è sua moglie... quindi sua moglie come si chiama? Grandi. Grandi come? Ornella. Senta, lei conosce o ha sentito parlare dei fratelli Cesarotti? Fratelli? Cesarotti. Sì, in quanto abita a Masca Lucia, quindi, e poi ho letto anche sui giornali le traversie, quindi. Li conosce personalmente? Si incontrano in paese. Lei ricorda di aver incontrato uno dei fratelli Cesarotti, esattamente Cesarotti Salvatore, in occasione di una riunione del Movimento Forza Italia? Presidente, mi scusi, io non difendo i Cesarotti, io difendo i Lorè, per questo ho citato questo signore. Mi devo opporre, anche se... Stiamo valutando la credibilità, i Cesarotti sono... Io mi devo opporre. Si accoglie l'opposizione relativamente a questa domanda. Relativamente a questa domanda. Lei ha avuto modo mai di intervenire in favore di qualcuno dei fratelli Cesarotti? No. Lei conosce il professore Scapegnini? Opposizione, Presidente. Può rispondere a questa domanda? Sì, io lo conosco. Lei conosce l'avvocato Fiumefreddo? Opposizione, Presidente. Ricorda se ha parlato con l'avvocato Fiumefreddo di uno dei fratelli Cesarotti? Opposizione, Presidente. Aspetti. Solo che mi sembra preso troppo alla lontana il discorso.
Dobbiamo cercare di essere più specifici anche con il Presidente, riferimento non ho altro modo di essere più specifico. alla verifica che vuole fare il pubblico ministero. Così a un certo punto non possiamo sfuggire alla fondatezza dell'opposizione. Chiedo scusa Presidente, non c'è altro modo per giungere, perché non so quello che lei pensa sia la finalità di queste domande. Ma Io dico che se si persiste, perché questi discorsi possono essere fatti soltanto sotto il profilo della verifica di attendibilità, solo che se l'indagine va a parare altrove e non se ne vede la fine. No, non va a parare altrove, è Perdurando l'opposizione io non posso fare a meno di accoglierla. È finalizzata a stabilire eventuali rapporti di conoscenza o meno o eventuali contatti con imputati di questo processo. Presidente, a me mi pare che però questo test viene chiamato per una circostanza precisa. Se il PM vuole fare indagine, se lo convoca nel pomeriggio nel suo ufficio, gli fa tutte le domande. Questo lo abbiamo detto anche Avvocato Libera, però qui il discorso è diverso. In ogni caso, qual era l'ultima domanda? La domanda è se aveva mai parlato intervenendo in favore di uno dei fratelli Cesarotti con l'avvocato Fiumefreddo. Opposizione. Lei può rispondere a questa domanda? Posso rispondere? Sì. Non sono mai intervenuto a favore di questi signori, assolutamente. Ma ne ha parlato? Io ho conosciuto l'onorevole Scapagnini e l'avvocato Fiumefreddo in una riunione antecedente alle elezioni nazionali, in una sezione, associazione sportiva anzi, in Mascalocia, che prima non conoscevo questi signori. Ricorda di aver parlato con l'avvocato Fiumefreddo di uno dei fratelli Cesarotti? Ha risposto. No, ha detto di intervenire, chiedo scusa Presidente, dobbiamo intenderci anche sui termini, di intervenire a favore è un conto, averne parlato è un altro discorso. Presidente, mi scusi. L'opposizione c'è sempre, Presidente. Basta così, devo troncarlo. Non possiamo giocare però sulle parole, Presidente. Non possiamo andare oltre in questa indagine pubblico ministero. Se vuole fare una domanda diretta la faccia, altrimenti Ma chiudiamo. non c'è una domanda diretta da fare, Presidente. E allora chiudiamo qua. D'accordo. Ci sono altre domande per il test? Soltanto una. Zito Luciano le viene parente? Che io sappia no. Lo sai, lo conosce Zito Luciano? No. Avvocato Libera? Un'ultima domanda, così completo il mio esame. Signor Zito, lei ha conoscenza che agli acquirenti del prodotto Lorrè, quindi ai bar, ai ristoranti, gli alberghi, eccetera, venissero fatte delle minacce, delle pressioni per acquistare il caffè Lorrè? Che io sappia no. Ho terminato, Presidente. Può andare, signor Zito. Prossimo Presidente, mi test? scusi, Sì. atteso che sono le 14:15, la signora Costa riterrebbe di fare la pausa ora, Presidente? C'è ancora spazio. Che è un test un po' questo signor Tricomi, di cui mi accingo a chiederne, ecco, Sentiamo il signor Tricomi e poi facciamo la pausa. Sì. È lungo, Presidente. Allora sentiamone qualcun altro più breve, lo liberiamo, avvocato. Chiedo scusa Presidente, se poi mi dà la parola. Sì. Sì. Poi dobbiamo occuparci della situazione. No, io molto brevemente ho una richiesta da fare al fine di valutare la credibilità del test che è stato poc'anzi sentito. Il pubblico ministero chiede di poter essere autorizzato ad esaminare il professore Scavagnini e l'avvocato Fiumefreddo. Abbiamo detto che queste cose le facciamo dopo la pausa, si è detto, quindi poi faremo tutte le nostre richieste. Presidente, c'era quella preghiera, se potevamo definire. Sì, qual era? Santa Paola Salvatore. È una posizione stralciata. Quindi voi volete un termine? Siamo d'accordo? Vabbè, allora rinviamolo a questo punto, rinviamolo puramente e semplicemente. Sì, lo rinviamo di 30 giorni. E per quanto l'abbiamo mandato? Al 17 luglio. Va bene. E allora vogliamo fare la pausa ora, mi dicono anche da più parti che allora ci rivediamo alle 15:30. Può dire ai testi presenti che ritornano alle 15:30. Presidente, scusi, il processo questo riprende venerdì mattina, no? Questo riprende venerdì mattina. Grazie, Presidente. Prego? Venerdì.
A esaurimento venerdì, certo. Grazie. Buonasera. Avvocato Passarello? Il signor Tricomi, Presidente. Il signor? Tricomi. L'ufficiale giudiziario vuole provvedere? Introdurre il signor Tricomi. Buongiorno. Legga la formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con le mie deposizioni, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Sì, la sua generalità per favore, nome, cognome, luogo di nascita. Pasquale, nato a Mister Bianco, 8-9 del 54. E il luogo di residenza. E San Giovanni alla Punta, via Campania, prima traversa a sinistra. Ascolti le domande dell'avvocato Passarello. Signor Tricomi, che attività lavorativa svolge? Io sono dipendente dal Sigros e mi interesso, lavoro all'ufficio acquisti. Prego? All'ufficio acquisti del Sigros. Ufficio acquisti? Sì. Nell'ambito dell'ufficio acquisti ha una specializzazione? La specializzazione è quella di interessarmi di una particolare branca del settore merceologico. Signor Trico, mi scusi, dovrebbe o avanzare lei o avanzare quel microfono. Così. Perfetto, mi scusi, può ripetere l'ultima parte allora? Allora io mi interesso praticamente degli acquisti di determinati settori merceologici. Di quali? Adesso o prima? Adesso e prima. Allora, prima mi interessavo degli acquisti deperibili, sì. Adesso degli acquisti un po' di tutti perché tratto i primi prezzi, quindi sono generalizzati comunque come settori merceologici. Quindi si è interessato del settore lattiero-caseario? Certo. Senta, prima di lavorare per il Sigros, lei che attività lavorativa svolgeva? Lavoravo alla Sagea. E che mansioni aveva alla Sagea? Ma vi trattavo esclusivamente del settore deperibili comunque. Quando lei si occupava presso la Sagea del settore deperibili, la ditta Matura sì. Era già fornitrice della sì. Sagea? Sì. In che anno siamo? Grosso modo. Ma saremo nell'anno 89, 90. No, mi scusi, dico, quando lei era alla Sagea? Sì, 89 penso. Allora lei quando è andato al Sigros? Io sono andato, ma sarà stato praticamente c'è stata l'acquisizione da parte della Sigros della Sagea. Sì. Sarà stato 90, siamo lì, non ricordo la data. E in Sagea quando è entrato invece? Io in Sagea sono entrato nel 77. Nel 77. Ma non sono entrato però all'ufficio acquisti, chiaramente ero io. E all'ufficio acquisti deperibili della Sagea lei quando è entrato? Quando è arrivato? Ma saranno passati 7 anni mediamente. Quindi siamo a metà degli anni 80, grosso modo? Sì. E trovò la Matura già? Sì. Senta, i supermercati Sagea sono ubicati solo in provincia di Catania? No. E ce n'è a Siracusa, per esempio? Certo. Siracusa è provincia? Sì, Siracusa è provincia, sì. E quindi i fornitori della Sagea forniscono anche i punti vendita del siracusano? Certo. Tornando alle mansioni da lei svolte presso il Sigros, chi erano i fornitori di prodotti lattiero-caseari? Oltre
oltre Matura oppure... Oltre Matura, oltre Matura, dei fornitori locali e nazionali. Beh, me ne dimenticherò qualcuno. Certo, così, grosso modo, certo. Quelli che Zappalà, c'era Cooperativa Latterie Riunite, c'era sulla zona del Messinese un certo Velo, nazionali c'era Medeghini, Ambrosi, Ferrari, insomma ce n'erano tanti comunque. Sì, senta, lei durante il periodo in cui ha esercitato queste specifiche mansioni al Sigros, ricorda che se qualcuno di questi fornitori sia stato accantonato dal Sigros, cioè sia stato espunto, per così dire, dal Sigros stesso? Assolutamente no, non lo è stato. Nessun fornitore è stato mai allontanato? Per quel che mi riguarda no. Per quelli che lei sa, certo, no, per il suo... No. Lei conosce il signor Tuccio? Certo. Perché? Come lo conosce? I rapporti commerciali normalmente che avevamo noi altri. E chi rappresentava il signor Tuccio? La ditta Matura. La ditta Matura. Lei ricorda se il signor Tuccio le ha mai fatto delle pressioni dirette o anche indirette, larvate, per mandar via qualcuno dei fornitori del Sigros? Assolutamente no. Lei ha detto che vi erano diversi fornitori del Sigros. Sì. Vorrei capire questo: per i singoli prodotti, quindi non in genere per la categoria merceologica del settore lattiero caseario, per i singoli prodotti, il galbanino, non so, la ricotta, ecco, faccio degli esempi così, voi avete una strategia commerciale secondo la quale non va mai data l'esclusività a qualcuno? Cioè per ogni prodotto in genere avete più fornitori? Abbiamo sempre l'alternativa. Ah, ecco, io ho detto l'alternativa. Certo, abbiamo sempre l'alternativa. E perché adottate questa strategia? Perché chiaramente ci sono varie fasce di prezzi, quindi i prodotti si collocano in maniera diversa l'uno dall'altro. Per dare possibilità appunto d'acquisto al cliente di poter avere o il prodotto qualitativamente più alto o il prodotto che costa un tantino meno. Senta, lei ricorda se voi come Sigros avete mai inviato delle lettere di diffida alla Matura circa la quantità non sufficiente di prodotto che vi veniva fornita? No, io ricordo di no comunque, però voglio precisare una cosa comunque, che la gestione ordini era gestita da altre persone. Chiaramente se problemi nascevano io ero informato, quindi io ricordo di no. Cioè quindi lei non ricorda in sostanza se il Sigros si lamentava che la Matura non inviava la merce quantitativamente per voi necessaria? Cioè, questa è la domanda. A volte capitava comunque che c'era qualche problema nella produzione, capitava questo, non sì. È che non capitava. A volte sì, magari consegnava un po' di meno rispetto al nostro fabbisogno, però erano dei momenti comunque chiaramente. Una volta, mi scusi, che si è fornitori del Sigros, così come lo era alla Matura, sì. E si era quindi automaticamente autorizzati alla vendita in tutti i punti vendita del Sigros, no? Dico, è esatto questo? Cioè una volta che si era inseriti nei tabulati? No, non è esatto, cioè? Però, ripeto, per quel che mi riguarda c'era solamente una differenziazione, che era quel localismo di Velo a Messina, perché era molto locale e quindi consegnava solo lì. Tutto il resto comunque, Zappalà, Latterie Riunite, consegnavano su tutti i punti vendita Sigros comunque, compreso Matura. Quindi Matura, dico, assieme agli altri, poteva consegnare su tutti i punti vendita Sigros? Certo che poteva consegnare.
Dico, lei non ricorda se Matura riusciva a soddisfare per esempio i punti vendita della zona, non so, del Ragusano per esempio, l'Ingrosso di Messina, Trapani? Ascolti, a volte comunque qualche problema nella produzione, c'era il problema nella produzione. Siccome molte volte gli ordini sono diretti, fatti anche dalle filiali, quindi magari io non sapevo direttamente quello che stava succedendo, però ne avevo sentore qualche volta che veniva meno un tantino di consegne, ecco, tutto qua. Senta, lei conosce l'azienda Amalia invece? Certo che la conosco. E che azienda è e che rapporti c'ha con la Matura? Ma guardi, per me finiva Matura, sì? E subentrò la Malia. E ecco, e chi si presentava a contrattare con voi per quanto riguarda la Malia? Gli stessi personaggi che si presentavano. Cioè? Il signor Tuccio. Il signor Tuccio. E sulle potenzialità produttive di queste due aziende lei è in grado di dire qualcosa alla Corte? Cioè no. Cambiò qualcosa tra Matura ed Amalia sotto il profilo della quantità del prodotto? Non lo ricordo esattamente comunque, anche perché, ripeto e sottolineo molte volte, alcune problematiche non mi venivano portate avanti, tutto qua. Anche sulla diversificazione dei prodotti lei non ricorda? Oppure sa qualcosa? Cioè tra Matura ed Amalia sei in... No, a livello qualitativo... No, qualitativo, io dicevo a livello di diversificazione del prodotto, cioè prodotti in più. Lei non ricorda se l'Amalia aveva dei prodotti in più rispetto alla Matura? Sì, man mano poi andando avanti comunque è uscito qualche prodottino innovativo rispetto a prima, ma sono delle cose che le aziende normalmente col tempo fanno. Senta, ci può riferire qualcosa circa i cosiddetti contributi promozionali? Qualcosa cioè cosa vuol dire contributo promozionale? È sì. Un benefit che viene dato all'azienda per... Come? Un benefit che viene dato all'azienda per partecipare un po' poi alle attività promozionali, cioè a portare avanti il prodotto praticamente. L'azienda, le varie aziende che forniscono il Sigros, sì. Cioè volevo capire questo, pagano un fisso al Sigros a inizio di ogni anno? No, non è un fisso. No, a parte il contributo di cui le ho detto, dico in generale. Anzitutto i contratti si rinnovano annualmente, si rinegoziano annualmente? I contratti si negoziano annualmente, sì. E al Sigros chi rinegoziava questi contratti annualmente? Lei era uno di questi? Io, ma sì. Assieme a me comunque c'era anche il mio responsabile commerciale, chiaramente. E chi era? Che assisteva. Allora era il dottor Gasparino. Allora, è una prassi comunque ordinaria, una prassi normale. Il ragionier Puglisi? Il ragionier Puglisi lo è stato prima di me. Io ho preso successivamente il posto da ragionier Puglisi. Lei ricorda il premio percentuale pagato dall'azienda Amalia sul fatturato? No. Quant'era? In punti percentuali? No, non lo ricordo anche perché variava da anno in anno, ecco, quindi non c'era un premio fisso determinato, quindi non lo ricordo esattamente. Non lo ricorda? No. Ma che lo pagasse però questo, chiaro, dico, certo. Sì. È in grado di poterlo affermare? Ma con tutta tranquillità, sì. Ho capito. E in che percentuali si aggiravano allora questi premi? Dico, come minimo e come massimo? La percentuale poteva essere un
4, 5, 6% in base poi al modo come uno andava a contrattare, a formulare il contratto, le più o meno attività promozionali che venivano date. Comunque questo era sempre un dispendio da parte della ditta fornitrice, chiaramente, a fare delle attività promozionali, quindi a dare scontistica sui prodotti comunque. Quindi ecco perché le dico che non era sempre lo stesso, perché variando la strategia magari aziendale variava chiaramente la richiesta. Sì, lei non ricorda se poteva essere in qualche anno, se poteva essersi per esempio nel 93 fissato sul 10%? A volte capitava perché chiaramente poi il mix totale, poi l'incidenza sul fatturato poteva arrivare a quella percentuale lì. Senta, lei ricorda se la ditta Amalia utilizzava il cosiddetto servizio factoring, questo cosiddetto sconto delle fatture? Per sentito dire sì, attenzione, perché sì, ripeto, queste situazioni sono situazioni che non competono all'ufficio commerciale, ma competono al finanziario o all'ufficio banche, chiaramente. E in che cosa si traduceva il servirsi dell'anticipazione fatture o factoring? Sì. Si traduceva in una ulteriore, decremento patrimoniale per la ditta che lo utilizzava? Doveva pagare qualcosa per utilizzarlo? Non anche qui una percentuale? Non ne ho idea, non lo so. Questo non lo sa? No. Anche perché, ripeto, non mi interessava di queste cose. Senta, sa le fatture per esempio della Maglia Matura a quanti giorni venivano poi effettivamente saldate? Insomma, a volte si arrivava anche a parecchi mesi, parliamo di parecchi mesi, cioè c'erano pagamenti che arrivavano anche a 120, 130, 140 giorni. E usualmente invece i fornitori a quanto venivano pagati? No, diciamo che la prassi comunque era lì. Non era specificatamente per la ditta Matura. Vi è qualcuno invece, qualche fornitore che non corrisponde questo cosiddetto premio annuo sul fatturato di cui noi abbiamo parlato? No, tutti. Al Sigros lo corrispondono tutti? Certo. Senta, e qualcuno che per esempio veniva pagato a scadenza più breve o addirittura con anticipazione vostra, lei non ricorda? No. Se vi fosse o meno? No, spero di no. Senta, lei ricorda se fra le condizioni contrattuali riguardanti la Matura o più che altro la Malia vi era la clausola del cosiddetto reso al 100% sul prodotto non venduto? Allora, la clausola che io ricordi, la clausola di reso al 100% non esisteva, sì, però era compito nostro comunque, appunto addetti agli acquisti, poi far sì che si arrivasse comunque a un recupero. Che si arrivasse? A un recupero, cioè dire a far sì che poi adesso avvenisse, ma non mi pare che ci fosse la clausola reso al 100%, almeno non c'era. Lei ricorda che non vi fosse? Sì. Cioè che il non venduto ricadeva interamente a carico del fornitore? Sì, ma per noi altri era una prassi normale che fosse così comunque. Allora, mi scusi, ecco, credo di intravedere una contraddizione, vediamo se lei può chiarirla. Da questa sua seconda domanda capisco che invece era la prassi? Sì. Non c'era scritto. Non c'era scritto, no, ho capito. Chiesto se sul contratto ci fosse scritto, non c'era scritto sul contratto, però chiaramente noi altri cercavamo di ottimizzare il tutto, comunque. Quindi ho capito, facendo ricadere praticamente il rischio del non venduto o dell'avariato sul fornitore. Sì, dell'avariato sicuro. Sì. Dell'avariato sicuro. Ho capito, ma lei ricorda per le mansioni svolte se a questa prassi sfuggiva la Malia? No, non sfuggiva affatto.
dico conclusivamente, per quanto riguarda queste domande, dico per quelle, ripeto, che sono le mansioni da lei svolte, la Malia, dico, si poteva considerare un fornitore privilegiato da voi in qualche cosa? No, per me era un fornitore come tanti altri. Senta, e circa la qualità del prodotto Amalia, lei è in grado di dire qualcosa, nel senso se fosse... Ma senta, più che io in grado di dire qualcosa è opportuno farlo dire al cliente, che magari qua non c'è, il cliente acquistava, quindi dal momento che il cliente acquistava vuol dire che la qualità era ben vista dal cliente, chiaramente. Non avremmo tenuto noi altri in essere un fornitore che occupava spazio inutilmente. Scusi un attimo, Presidente. Senta, vi fu un periodo nel corso del quale, successivamente al quale, i supermercati affiliati SMA ebbero poi una diffusione sul territorio regionale? Sì, ci fu un periodo, ma abbiamo avuto noi altri circa una settantina di affiliati, sì. Che prima non v'erano? Che prima non c'erano. E dico, con un corrispondente incremento quindi di fatturato da parte vostra? Certo. Senta, per quanto riguarda, dico, il rapporto rapporto commerciale che lo legava alla ditta Amalia, lei ricorda, dico, forme particolari di pubblicità messi in atto dalla ditta Amalia nell'ambito della vostra azienda? Dico, che strategia aveva? Aveva una strategia di creatività che lei ricordi o no, questa azienda? Sì, abbastanza. In che senso abbastanza? Cioè, era una ditta che prendeva delle iniziative, nel senso di muoversi con degli stand, partecipava a tutte le attività, tra l'altro da noi richieste molte volte, sponsorizzando magari i carrettini siciliani, cose nel periodo particolare, il periodo natalizio per esempio, e partecipava comunque sempre con molta frequenza e con molta volontà. E chiaramente questo lo aiutava a vendere. Senta, lei ricorda se fu chiesto alla ditta Amalia di procedere a questa forma particolare di pubblicizzazione anche in tanti diversi punti vendita SMA nel corso del 1992? Ma guardi, sicuramente città mercato, ma anche in alcuni punti vendita SMA, però non mi dica quale perché adesso io non ricordo, ma ci sarà stato Corso Sicilia, ci sarà stata Nuova Luce e qualcun altro. Sì, senta, quando si organizzavano queste vendite così promozionali di tipo particolare, sì, l'azienda pagava qualcosa? E l'azienda veniva chiesto un contributo e in più dava degli sconti particolari sui prodotti. Ho capito. E in queste occasioni si svolgevano anche le cosiddette vendite del 3x2? Non è detto che questo corrispondeva chiaramente a quell'attività ben precisa, le attività di 3x2 si svolgevano con cadenza ben periodica, sono già previste, all'inizio dell'anno saranno intorno ai 5-6 attività di 3x2. Lei ricorda se nel contratto relativo alla Malia erano inserite specificamente, era inserita questa... Non inseriamo noi altre specificamente le attività di 3x2, però chiaramente
diamo spazio a tutti i fornitori di partecipare all'attività di 3x2 e tutti i fornitori partecipavano. Chiaramente noi altri avevamo così uno stampato e se il fornitore veniva prima chiaramente a fare l'attività promozionale poteva guadagnarsi qualche prodottino in più, ecco, tutto qua. Comunque erano tutti coperti dall'attività di 3x2. Lei ricorda se qualche volta dei direttori di punti vendita della SMA le abbiano richiesto specificamente di contattare il signor Tuccio per fare svolgere queste attività vendite di carattere promozionale particolare nei loro punti vendita? Ascolti, che io allora direttamente il direttore del punto vendita non ha contatti con me, il direttore del punto vendita ha contatto con l'ispettore, il quale ispettore si faceva carico magari di portare queste situazioni. La prima volta che è stata fatta, successivamente qualcuno aveva richiesto anche queste situazioni particolari. Scusi, la prima volta che è stata fatta, a quale volta lei si riferisce? La prima volta adesso non ricordo se è stato il... Ma dico che riguarda l'azienda del Tuccio? Certo. Ho capito. Certo. Sì. Quindi, voglio dire questo, fu il primo a inaugurare questo tipo di... Lei parlava dei carrettini siciliani, non è stato eccetera. il primo ad inaugurare, è stato il primo che ha aderito a questa nostra richiesta, praticamente. Ah, ho capito. Quindi che sia ben chiaro. Sì, e quindi è stato il primo che ha aderito. Sì, perché noi altri desideravamo un tantino spingere chiaramente le vendite. Abbiamo chiesto un po' a tanti, chi ha aderito con più interesse è stato l'azienda matura, e quindi l'azienda matura ha fatto quello che ha fatto. Le contrattazioni, mi pare che lei ha già detto, queste contrattazioni che si svolgevano annualmente, in che periodo avvenivano? Ma mediamente sono inizio d'anno, poi magari slittavano qualche mese, quindi... Si trascinano di qualche mese? Sì, intorno a volte si trascinavano anche fino a marzo. Fino a marzo-aprile? Marzo-aprile, sì, mese più, mese meno. Lei qualche volta ricorda delle trattative, sempre in quest'ambito, svolte direttamente col Tuccio? Io? Lei personalmente? Sì. E dico, in queste circostanze il rapporto fra di voi era paritetico? Era paritetico, cioè voglio dire, lei aveva pressioni? No, io non avevo pressione, ognuno di noi altri chiaramente cercava di portare a casa qualcosina in più. Quindi... Cioè nell'ambito della normale dinamica contrattuale? Chiaro. Niente che lei noti o ricordi di diverso o di più? No, anzi, quello che posso ricordare è che forse noi altri siamo un po' più impulsivi, quindi probabilmente eravamo noi altri un tantino a cercare di tenere a freno le richieste delle aziende praticamente, tutto qua. Grazie, io non ho altro, Presidente. Pubblico ministero domande. Scusi, lei quando ha saputo, se lo ha saputo, che il signor Tuccio aveva problemi con la giustizia? Ma io l'ho saputo così come tutti, tra l'altro, dal giornale quando è successo quello che è successo e basta. Cioè? È stato quando? Nel 92, no, adesso l'anno preciso non lo ricordo. E che cosa ha saputo lei? Ho saputo quello che c'era scritto sul giornale. E ricorda? Non esattamente. Cioè, cosa ricorda di quello che lei ha preso dai giornali? So che aveva problemi con la giustizia, tutto qua. Quale tipo di problemi lei non lo sa? Sì, i problemi legati cos'era il discorso del Santa Paola, eccetera, eccetera. Questo è quello che io ho cercato. E prima di allora lei aveva avuto indicazioni Il mio lavoro non è che
io devo avere delle indicazioni. Io le sto chiedendo se prima di quella data, diciamo ufficiale, della lettura o comunque delle comunicazioni della stampa, se aveva avuto indicazioni sul Tuccio. Per quel che mi riguarda no. Io ripeto, conoscevo il signor Tuccio Matura perché lo avevo io trovato già inserito nell'azienda Sagea, e non ero stato certamente io ad inserirlo, e già inserito nell'azienda Sigros, quindi aveva dei rapporti cordiali con tutti, così come tanti altri fornitori, e per me io lo trattavo in questa maniera. Ecco, lei quando ci fu l'incendio del Sigros, lei era già al Sigros? Certo. L'incendio del Sigros che epoca è? Dico, a parte che noi lo sappiamo, però dico, lei lo ricorda? Se lo sapete ditelo perché io non lo lei non lo ricorda? L'anno non lo ricordo, è stato quando? 91, non lo so. E ricorda se in quel deposito dato alle fiamme furono dispersi anche beni deperibili? Che tipo di materiale era contenuto all'interno del deposito Sigros? Era contenuto sia materiale deperibile sia materiale non deperibile. Però quello che è successo a livello di danni non ne ho più pallida idea. Ecco, lei ha detto si occupa, è inserito nell'ufficio acquisti. Sì. Mi pare di aver capito che l'ufficio acquisti è cosa diversa dall'ufficio ordinazioni. Sì. Ecco, sostanzialmente l'ufficio acquisti sceglie gli acquirenti oppure, cioè voglio capire, l'ufficio acquisti si occupa di individuare la merce che manca nel deposito oppure si occupa anche di diciamo inserire nuovi fornitori? Certo, si occupa anche di inserire nuovi fornitori quando il caso lo richiede. E lei nell'ambito dell'ufficio acquisti è il responsabile oppure è uno? No, io sono, ripeto, uno... Sì, l'avrà detto, le chiedo scusa se lo vuole ripetere. No, ecco. allora, praticamente noi altri abbiamo un ufficio acquisti e ognuno di noi coordina, porta avanti un settore, 1, 2, 3 settori, quello che viene. Poi abbiamo noi altri un coordinatore commerciale che è il nostro responsabile, il nostro cosiddetto capo ufficio praticamente. E chi è questo signore? Allora era il dottor Gasbarino. Allora, chiaramente tutto quello che noi altri facciamo dobbiamo dare atto e conto chiaramente al nostro responsabile commerciale. Ecco, lei ha detto che per gli stessi prodotti avete contatti con diverse ditte fornitrici proprio perché volete avere l'alternativa. E ha fatto riferimento a una fascia di prezzi diversi che giustifica la scelta o comunque il rapporto con più fornitori. Ecco, nell'ambito di questa fascia di prezzi i prodotti della Matura e poi della Amalia come vanno collocati? Come intermedi. Come intermedi. Se lei dovesse fare una percentuale dei vari fornitori di prodotti, di quelli di cui si occupava la Matura e la Amalia, qual era la percentuale di forniture rispetto agli altri, ed eventualmente ci dica anche quelle degli altri degli altri fornitori? Cioè, che percentuale di forniture vi dava la Matura e quali erano le percentuali degli altri fornitori? La Matura probabilmente ci dava una percentuale un tantino più alta, non mi dica adesso esattamente il peso, comunque perché io non lo ricordo, perché adesso è da 1 anno e mezzo che io non tratto più i prodotti. Però ripeto, il discorso della Matura era anche dovuto all'incremento che loro facevano con le attività promozionali, che era molto importante praticamente. Ecco, ma se ci dovesse fare appunto una percentuale, cioè o qualcosa che sia più preciso di quanto non lo sia stato adesso, cioè rispetto agli altri fornitori, quanto forniva in più?
Scusi, non voglio formalizzare un'opposizione. Dottore Bertone, non... Perché? Dico, non è Sto un'opposizione. chiedendo di essere più preciso. No, cioè, mi scusi, è solo un invito, mi permetto di interloquire con lei, dico, non Sì. voglio formalizzare un'opposizione, Cioè, voglio dire... non comprendo, cioè, Ecco, allora glielo faccio... Cioè, probabilmente per povertà mia, ecco, no, vorrei per capire carità. se mi devo Voglio opporre dire, o meno. di questi prodotti, formaggi e via dicendo, la ditta Matura Amalia forniva il 30%, il 40%, il 50%, ha capito qual era? Scusate, perché Avvocato Carini, scusi, prima che si allontani, io desideravo sapere quali sono i suoi programmi in ordine a... Lei ha depositato una delle liste più cospicue. Scusi, che programmi ha? Ho avuto modo di apprendere che per quanto riguarda la citazione di Bartolini è andata in porto, però pare che sarà rinviata per venerdì mattina prossima. Sì. Questo è il motivo per cui io mi sto allontanando. Sì. Per quanto riguarda gli altri testi, mi ricordo anche il termine imposto dalla Corte per poterli presentare. Cioè, il venerdì chiudiamo, Avvocato. Esattamente, il venerdì. Va bene. Io rispetto sicuramente le indicazioni date dalla Corte, signor Consigliere. Grazie, Avvocato. Grazie a lei. Allora, procediamo. Quindi la domanda è stata chiara adesso? Ma senta, la domanda, veda cos'è il discorso della quantità, della percentuale che qualcuno potesse più o meno dare. Lei ha detto, mi pare di aver capito, era leggermente superiore. Questo, Sì, sicuramente sì, ma comunque è il cliente che stabilisce quando il fornitore deve andare a consegnare, perché chiaramente più la presa viene fatta sotto il fornitore e più chiaramente il fornitore va a rifornire i banchi. Sì, se è competitivo è nel prezzo, se è competitivo è nella qualità, è chiaro che il cliente va a prelevare. Mi scusi, io le ho fatto una domanda diversa. Le Però motivazioni... facciamolo rispondere. ma ha già risposto, mi devo Avvocato. spiegare comunque. Sì, Avvocato, ha già risposto, abbiamo sentito tutto. Se vuole glielo facciamo ripetere, ma già ho sentito bene quello che ha detto. Io le ho chiesto soltanto, Avvocato, lei quando fa le domande a seconda delle prospettive fa rispondere oppure no. In questo momento mi faccia fare le domande e mi faccia accontentare o meno delle risposte. Ecco, io volevo soltanto il dato, se lei riesce a darlo, della maggiore quantità rispetto agli altri fornitori. Le motivazioni... Scusi, no, e qua c'è la suggestione, maggiore, ma chi ha parlato di Ma maggiore? lui l'ha detto, no, Avvocato. e c'è un equivoco, allora poi tornerò dopo. Va bene, Avvocato, detto poi affatto. ritorni, se mi fa fare le domande... ecco, lei ha fatto riferimento, poi, a parte di quella suggestione, Avvocato, siamo sempre nei ruoli diversi e ce lo dimentichiamo. Ecco, le voglio dire, dico questo margine in più, non so esattamente l'espressione che lei ha usato, riesce a quantificarla? Se non riesce a quantificarla... No, non riesco a quantificarlo il margine in più. Non riesce a quantificarla. L'andamento delle forniture è stato sempre costante oppure c'è stato un incremento delle forniture e quindi del rapporto con la Malia? C'è stato un incremento, non solo comunque con la Malia, un po' con tutti, perché se viene venduto, chiaramente non viene venduto solo il prodotto Malia, ma vengono venduti anche gli altri. Comunque c'è stato un incremento, sì. Non ho altre domande, Presidente. Sì, grazie Presidente, concludo brevemente. La circostanza a cui lei prima accennava in relazione alla domanda del pubblico ministero, cioè quando lei seppe che il Tuccio aveva problemi con la giustizia, lei ha detto quando successe, scusi, e ha parlato di notizie di stampa. Lei ha letto sulla stampa dell'arresto del signor Tuccio? Comunque del suo coinvolgimento in un'indagine? Sì, certo, sì. Ho capito. Lei parlava del 92, può essere che facciamo riferimento al settembre 93? Ascolti, io l'anno non lo ricordo, quindi non... Sì.
Senta, lei ricorda se il Sigros tra il 90 ed il 91 ebbe un improvviso e repentino balzo nel fatturato? Sì, c'è stato. E perché? Mi scusi, un'altra domanda prima di chiederle il motivo di questo balzo in avanti. Dico, questo balzo trainava anche i fornitori? È chiaro. Ecco, ora mi dica perché c'è stato. A che cosa era dovuto, se lei lo ricorda? Ma sarà dovuto a delle condizioni di mercato particolari, comunque. Magari sarà dovuto a dei problemi avuti dalla concorrenza probabilmente. Fatto sta che i clienti via al Sigros sono aumentati parecchio, quindi aumentando i clienti è chiaro che va a aumentare il fatturato e quindi si incrementa. Va bene così, Presidente, io non ho altro. Possiamo licenziare il testo, può andare, signor Trigomi, grazie. Il testo successivo? No, signor Presidente, mi scusi, un'ultima domanda che non avevo... Si accomodi di nuovo. Signor Trigomi, lei conosce un certo frate Emilio? Sì. Chi è? Il signor Frate era un personaggio che è stato inviato dalla Rinascente ed era un coordinatore, era comunque coordinatore del deperibilissimo. Per deperibilissimo intendiamo macelleria, ortofrutta, macelleria e ortofrutta comunque, e pescheria. Macelleria, ortofrutta e pescheria. Senta, ricorda se questo frate Emilio, che si interessava di macelleria, ortofrutta e cosa ha detto l'ultima? Pescheria, una volta ebbe una brutta avventura a Catania? Che io sappia no. No, non ne sa nulla? No. Di una disavventura avuto da questo signor Frate alla circonvallazione? No, non ricordo. Grazie Presidente, non ho altro. Può andare. Il testo successivo, Presidente, chiedo scusa, avvocato Passarello, io credo, cioè sono certo che lei è un solo test e mi pare che ce ne sia, è per giunta brevissimo, per onestare, perché pare che i suoi siano numerosi, è uno solo, nel mentre lei lo so, no, io non ho problemi, solo che volevo solo dire questo, sono testi che aspettano io non ho problemi personalmente. È un solo test brevissimo, va bene, 5 minuti. D'accordo. Credo che... Grazie. Chi è? Grazie Presidente. Chi è? Dottore Castellini. Si sieda e legga la dichiarazione del giuramento. Consapevole delle responsabilità morali e giuridiche che assumo con le mie deposizioni, mi insegna a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. La sua generalità, dottore, per favore. Le generalità. Nome, cognome, luogo e... Castorina Vincenzo, nata a riposto il 28/10/37. Dove risiede? Risiede a riposto, via Lamendole 36A, domiciliata a Catania, piazza 32. Sì, ascolti le domande dell'avvocato Russo e dell'avvocatessa Rizzo. Dottore Castorina, che attività svolge? Dottore Castorina, che attività svolge? Commercialista. È stato il commercialista della ditta Mafa? Sì. E ricorda il periodo, cioè quando ha cominciato a seguire la Mafa e fino a quando l'ha seguita? Dall'inizio fino a quando fino a quando fu nominato commissario giudiziario. Dall'inizio dell'attività della ditta? Della Costituzione, dalla data della Costituzione fino a quando è stato nominato il commissario, sì. detto. Ci sa riferire di che cosa si occupava la Mafa? Qual era l'attività che svolgeva la Mafa? Attività finanziaria e di assicurazione.
Lei è al corrente che la mafia in un certo momento ha cessato l'attività finanziaria e ha continuato soltanto quella assicurativa? È stato fatto un verbale di assemblea straordinaria presso il notaio per fare la correzione dello statuto. Ci sa dire le ragioni perché non ha continuato l'attività di intermediario finanziario? Perché praticamente la legge imponeva un aumento di capitale sociale a 1 miliardo. E la mafia non era in grado di svolgere per questa cifra l'attività di intermediario? Questo io non so la posizione dei soci, hanno deciso loro di non continuare questa attività. Sa qual era il capitale sociale della ditta mafia? Se non ricordo male era 20 milioni, se non ricordo male però, dovrei precisarlo ulteriormente nel caso di una specificazione. Però si può vedere dall'atto costitutivo questo. Certo. È al corrente di un accertamento fatto dalla Guardia di Finanza nel giugno 90? Mi è stato detto. Lei non ha visto mai un verbale di accertamento, non ha contribuito ad aiutare quelli della Guardia di Finanza a dare documentazione amministrativa? Cioè i contatti li hanno avuto loro direttamente, l'amministratore unico ha avuto i contatti, va bene, successivamente mi ha portato il verbale. Sa l'esito di questo accertamento della Guardia di Finanza? Sì, ricordo qualche cosa, così un po' vagamente. Cioè, cosa ricorda? Che loro hanno fatto un'ispezione sull'attività contabile della mafia. E l'esito qual è stato? L'esito è stato il rilevamento dei dati, poi non so i commenti che loro hanno fatto. Sa riferire se la mafia operava i finanziamenti a terzi esponendosi con scoperture bancarie? Sì. Cioè lavorava come... Quasi tutti erano fatti così, perché loro praticamente l'approvvigionamento lo facevano tramite gli istituti di credito. Quindi lavoravano con le scoperture Lavoravano bancarie? con le coperture bancarie. Scoperture bancarie. Nessun'altra domanda, Presidente? Sì, dottore, volevo capire un attimino questo meccanismo, il fatto che loro lavoravano con le scoperture bancarie. Sì, praticamente loro, almeno da quello che venivano a essere fatte tutti i prestiti, venivano a essere fatte dietro prelevamento post copertura da parte delle banche. Avevano un fido nelle banche, dico per dire... Chi ce l'aveva il fido nelle banche? Prego? Cioè chi aveva il fido nelle banche? Il titolo delle banche? Chi c'era? L'amministratore unico. Proprio volevo capire meglio questo meccanismo, può darsi che sono oggi stanco e non lo comprendo. Cioè volevo capire questo meccanismo attraverso il quale operava la mafia. La mafia operava, praticamente doveva fare un prestito, attingeva alla banca, non è che loro avevano tale... Attingeva alla banca, Facendo una scopertura, dico per dire, dovevano dare 20 milioni a me, e logico che questo denaro lo prelevavano dalla banca, con una scopertura di conto corrente, perché loro erano affidati. Sono stato chiaro? Sì, adesso è chiaro. Lei sa la denominazione mafia cosa significa? Mafia? No. Sa quali erano i soci della mafia? Sì, i soci della mafia che sono. Era Mannino e Arcidiacono. Non ce n'erano altri? No, almeno che di mia conoscenza. Non ci sono altre domande? Può andare, dottore. Grazie. Buonasera. Avvocato Passarello, chi introduciamo? Sì, Presidente, grazie. La ringrazio, Presidente, grazie Avvocato Passarello. Buonasera. Presidente, quindi se ho capito bene il dottore Speranza se ne parla venerdì mattina, ho inteso? Venerdì mattina, sì. Va bene, grazie Presidente. Si accomodi. E legga la formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
Signor? Puglisi Francesco. Luogo e data di nascita, per favore. 27 agosto 1952, Catania. E luogo di residenza. Via Oliveto Scannacca 99 in Catania. Grazie. Rispondo alle domande dell'avvocato Passarello. Radio Puglisi, che attività svolge? Attualmente sono dipendente della Siglos Distribuzione e mi occupo di acquisti all'interno dell'azienda. Nell'ambito del settore acquisti cura una branca particolare? Sì, attualmente reparto ortofrutta. E prima? Prima mi occupavo di deperibili freschi, salume e formaggi, cioè praticamente dal 1991, fine 91. Prima ancora del 91? Sempre salume e formaggio. Perché, mi scusi, vorrei capire, perché allora ha indicato quest'anno come... Perché dal 91 che non mi occupo più di questa branca. Quindi di questa branca Salume si è occupata sino al 91? Fino al 91. Poi è passato ad altro settore. Ad altro settore. E quando ha iniziato ad occuparsi di questa, dico precedentemente al 91? Ma sarà stato, onestamente non ricordo, circa orientativamente 14 anni circa. 14 anni. Conosce l'azienda Matura? Sì, la conosco. Perché la conosce? L'azienda aveva un rapporto di fornitura con la Matura. L'azienda aveva un rapporto di fornitura con il Siglos? Con la Matura, Siglos, sì. Con il Siglos. E sa da quando la Matura ha avuto un rapporto di fornitura con il Siglos? Non ricordo. Grosso modo, dico in che anni? Grosso modo. Devo essere sincero, non ricordo. Parecchi anni, ma non ricordo la data esatta. Negli anni 80 che lei ricorda? Ma 80 sicuramente, ricordo che era un piccolo caseificio, ma onestamente la data esatta non me la ricordo. E per conto della Matura chi contrattava con il Siglos, cioè chi veniva a contrattare? Allora il signor Tuccio. Il signor Tuccio. I contratti vengono rinegoziati annualmente? Sì, annualmente. Annualmente. E lei partecipa a queste rinegoziazioni? Allora partecipava alla rinegoziazione. Come? Sì, sì. Quindi dico, lei personalmente ha avuto modo di ricontrattare annualmente i contratti proprio col signor Tuccio per conto della Matura? Esatto. Esatto. Si è mai trovato, per così dire, a disagio nel corso di queste trattative? Cioè era un fornitore che aveva qualche caratteristica particolare? No, nel modo più assoluto. Il rapporto, dico, negoziale era normale? Un rapporto commerciale normalissimo. Normalissimo. Senta, aveva vantaggi, privilegi la Matura nell'ambito del rapporto col Siglos rispetto ad altre aziende? Nessuno. Che tipo di prodotto era questo della Matura? Un prodotto nella media, inferiore alla media, superiore alla media della concorrenza? Ma era un prodotto che allora stava ad un livello intermedio, non era indubbiamente né una marca né un primo prezzo, una fascia intermedia di prodotto. Una fascia intermedia di prodotto. Sì. E senta, il Tuccio, a prescindere, dico, dal piano negoziale, era una persona, dico, poi che aveva una sua competenza nel campo nel settore lattiero-caseario? Dico, dimostrava competenza nel trattare con lei? Beh, abbastanza, non era uno sprovveduto, insomma, parlava in una dialettica del settore. Sa, le è capitato per le mansioni svolte di sapere
di conoscere se il Tuccio girasse i punti vendita della SMA per controllare che fossero serviti con precisione dalla sua ditta? Le è capitato questo di saperlo? Non lo so. Le è capitato qualche volta di inviare, di formalizzare delle doglianze nei confronti della Matura perché dei punti vendita rimanevano sforniti dei prodotti Matura? A volte sì. Che giustificazione veniva data dall'azienda Matura quando le si rivolgevano queste contestazioni? Ma allora, ripeto, era una piccola azienda per cui non riusciva a produrre in un certo qual modo tutto ciò che possibilmente i mercati allora chiedevano, pertanto poteva provocare anche delle non consegne in alcuni mercati. Come? Poteva provocare delle non consegne di merci in alcuni mercati per mancanza di prodotto. E i vostri fornitori chi erano? I vostri fornitori locali? Ma allora credo che fossero 4-5 fornitori. Sì, ricorda quali? Ma dunque a mente credo che fossero la Terrieri Uniti di Ragusa, l'industria Zappalà, poi c'era l'industria Velo, la Matura, e ora onestamente non mi ricordo se ce ne fosse qualche altro. E a livello nazionale? Nazionale quasi tutti, dalla Galbania alla Locatella, all'Invernizia, alla Parmalat, insomma quasi tutti. Senta, lei ricorda nel periodo in cui ha svolto queste mansioni presso l'ufficio vendita, cioè ufficio acquisti, mi scusi, settore deperibili, se qualche fornitore vostro sia mai stato escluso, allontanato, no, accantonato? No. Tuccio le ha mai fatto per caso delle proposte in questo senso? Di escludere, di mandar via qualche fornitore concorrente? No, assolutamente. Senta, ai fornitori che lei mi ha citato, anche se siamo nel 91, credo che sia forse l'ultimo anno nel quale sì, lei... il 91 è l'ultimo anno. Il 91 è l'ultimo anno. Lei ricorda per caso se proprio nel 91 si aggiunse una nuova ditta tra i fornitori del Sigros? Una ditta che prima non produceva, produceva solo latte e affini e non formaggi e latticini? No, non ricordo. Non lo ricorda. E se io le faccio il nome della Gala, lei non ricorda se nel 91 il Sigros iniziò ad acquistare prodotti caseari della Gala Italia? So che la Gala iniziò con i prodotti caseari, ma non ricordo se fosse stato il 91 o il 92, per modo di dire. Quando lei già non esatto, era. non ricordo, so che iniziò, ma non ricordo con esattezza se era il 91. Ma può comunque affermare che prima non era questo fornitore e che poi vi fu? Perfettamente. Ecco. Senta, lei ricorda se come gli altri, ecco, faccio una domanda, una domanda preliminare, la cosiddetta clausola del reso al 100% è una clausola che viene inserita contrattualmente o corrisponde ad una prassi dell'azienda vostra? Non è inserita contrattualmente, è una prassi. È una prassi. Sì. Ecco, e a questa prassi che lei ricordi ottemperava anche l'azienda Matura? Sì. Oppure ne era esentata? No, ottemperava.
ottemperava. Si traduce in un, in un rischio e in un decremento medio notevole, non so, ci dica appunto lei, per il fornitore questa prassi della resa al 100%? Ma indubbiamente è resa al 100%, nel caso in cui il prodotto non viene venduto, indubbiamente è un grande costo, è un onere immenso per l'azienda fornitrice. Un onere? Un onere immenso per l'azienda fornitrice, perché più il prodotto rimane invenduto e lui se lo deve prendere, riportare indietro. Per cui è un costo per il fornitore, non indifferente. Sì, a quanto tempo venivano effettivamente saldate le fatture che vi presentavano i fornitori in genere nella ditta, nel Sigros, ecco? Ma che io ricordi, mediamente erano 90 giorni circa, da allora, 90-100 giorni.